Amiche ed amici, è una serata veramente desueta. Il mondo dell'arte, il mondo dell'introspezione che si incontra casualmente con un campione del mondo di offshore, Fabio Bertolacci. Sbaglio Fabio? Un ex campione del mondo nel 2010 di offshore, sì, questo è vero, in una giornata davvero particolare, in una serata particolare. Ma io Fabio penso che un campione, un grande artista, un personaggio che in ogni caso ha cavalcato le scene del mondo, che è salito sul podio o abbia fatto una grande opera, non sia mai un ex. È una persona che può dare veramente tante cose e può dire soprattutto tante cose. Beh, io penso che lo sport in generale è un modo diverso di fare arte da quella che fai te, ma sicuramente è un modo di fare arte. Allora, io sto creando una serie di pillole, sto dando una serie di pillole ai miei amici e amiche che mi stanno seguendo. Sono pillole che sono dedicate soprattutto a quello che si chiama introspezione, il saper leggere all'interno di noi stessi, il cercare di uscire fuori dai canoni stereotipati, da quei canoni che ci vietano di sporcarci le mani, di rischiare, di azzardare, di prendere una tazzina di caffè e farne colore e farne un'opera. Quindi penso che parlare con te questa sera sia stata un'occasione più unica che rara, perché anche tu quando corri veramente ci metti qualcosa di interno, di introspezione, non è solo la velocità e la capacità di essere oltre, ma diciamo che il tuo modo di parlare mi affascina come il tuo modo di fare arte, un modo diverso anche di fare cultura, perché l'arte che tu esprimi è anche un senso di cultura. Io devo essere sincero, questo binomio arte, cultura e sport, quindi diciamo che non è proprio un binomio, però ho abbinato l'arte e la cultura insieme, li vedo molto vicino. Lo sport è una parte importante della mia vita, come lo è per te l'arte. Il dipingere, il cercare, andare a caccia. Ognuno di noi esprime il proprio modo di vivere in modi diversi. Io per tanti anni l'ho vissuto da protagonista nel senso del correre, nella performance, negli obiettivi. Il giorno in cui però è venuta meno questa fame, ho appeso il casco al chiodo. Diciamo che forse l'arte ti dà l'opportunità di poter continuare, se viene meno l'entusiasmo non lo so. Io credo che forse anche nello stesso modo, non so, da non esperto non posso esprimere un'opinione, però penso che anche l'arte senza l'entusiasmo non sia... Però scusa se ti interrompo, io credo che tu sia un grande esperto di rischi, perché l'artista, diciamo il mastro artigiano, colui che rischia su una superficie bianca e non sa bene dove finirà, la tecnica lo assiste, il sapere cosa fanno i motori, cosa fa lo scapo, ti assiste molto. Però penso che tu, quando hai avuto un grosso incidente, lì tutta la tua tecnica, tutto il tuo sapore, il tuo sudore abbiano giocato un ruolo, oserei dire, anche creativo. Senti, recentemente mi sono cimentato in un'altra esperienza, diciamo sportiva, quella che è il volo, e ti devo dire che sinceramente ogni cosa ha le sue capacità, ogni sport, ogni disciplina, ogni hobby. Io penso che le difficoltà che tu incontri nel rendere viva un pezzo di tela bianca sia né più né meno quello che io incontro e ho incontrato, precisiamo, nella mia vita sportiva legata al mondo dell'offshore. Ti dico questo perché oggi mi guardo indietro e dico, beh, io salgo su una barca ancora a distanza di un anno, ne conosco l'anima, la vivo proprio in simbiosi, mentre salgo su un elicottero, lo porto, però dico che è un mezzo che per me non mi appartiene, quindi ti dico che secondo me ogni cosa ha la sua capacità, ognuno trasforma la propria capacità, nel caso specifico tuo, in una tela colorata, naturalmente ne esprimi le motivazioni che ti portano a colorarla, i contenuti, lo stato d'animo. Io allo stesso modo per quanto riguarda l'offshore, entrambi sono due cose difficilissime da praticare. A questo punto, amiche ed amici, io credo che questo sia uno dei miei special. Io credo che veramente, forse domani, dopodomani, avremo altre puntate di questo genere, dove quando io parlo di introspezione, quando io parlo che in ognuno di noi c'è una grande capacità espressiva, solo che la teniamo nascosta, la possiamo trovare in varie discipline. Questa sera l'incontro fortunato, Fabio Bertolacci, lui dice ex campione, per me è un campione, chi ha salito al podio, chi ha fatto una grande opera rimane unico e rimane nei secoli. Questa sera è stato un bel incontro, grazie Fabio. Grazie a te. Ciao, alla prossima, ciao.